Għadha kif saret l-inaugurazzjoni ta' restawr tal-organi ta' din il-Knisja ta' Marsa Xlok, dan is-Santwarju l-Madonna ta' Pompej, propju lejliet il-festa tal-Madonna ta' Pompej. Hi okkażjoni sabiħa ħafna il għaliex permezz ta' dan ir-restawr qegħdin nerġgħu naraw dan l-organi u ktar milli narawh biss ukoll nisimgħu speċjalment jagħmel ħafna isbaħ il-laqa flimkien f'din il-Knisja, jgħin biex il-liturġija tkun tassew ċelebrazzjoni ħajja u nafu li l-organi huwa strument tant sabiħ biex jgħin għal dan. L'organo di Marsa Xlok necessitava di un restauro generale di tutte le parti, sia trasmissive che foniche. Quindi è stato restaurato sia l'impianto trasmissivo elettropneumatico dello strumento che le canne, uno strumento che quindi necessitava di un intervento notevolmente grande, e quindi è stato smontato in parte le parti più consumate, le parti che necessitavano di essere completamente sostituite, portate in Italia. Il resto del lavoro invece è stato fatto sul posto e siamo riusciti a recuperare la splendida forma dello strumento che finalmente è tornato a risuonare nella bellissima chiesa di Marsa Xlok.